Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Sango ya mawa, sango ya mawa, iweche ya tikibiso. Nampasi na motema sango yako kakite Petit François tiki biso ye oh 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 yeah. Oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh. Bakamwaka na ye weche weche mawa liwa weche François Bakoyanso. Hi, I'm Massimiliano Verde, President of the Neapolitan Academy, to promote and teach Neapolitan language and culture. I'm also an intellector of the UNESCO for International Decade of Indigenous Languages for the Neapolitan. We have the pleasure with our friends Fatou, a wonderful woman, towards and thanks to our friends Gennaro Danesi, to introduce a Neapolitan version of a wonderful sentence of Nelson Mandela. Of course, that is there from si tu a una la parlo con una lingua che è sentenna, la può trasingare, ma se la parlo con la lingua soia, tu non puoi pigliare cuore. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Nelson Mandela, Vincenzo Pozzolano, Massimiliano Verde. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. Allora, ripartendo dalla napoletanità, professor Verde, cosa ci può dire? Vedo che c'è un cartello. Allora, c'è un cartello Castam Bascia Warg Maradona e a un'anno di Armando Maradona, che è stata sempre la parte giusta della storia, sempre dalla parte giusta della storia, sempre. Omaggiamo anche un altro uomo che, come dico, ci ha invitato a combattere contro i soprusi, Nelson Mandela, e l'hanno pensato di fare all'epoca napolitana. Se tu a uno la parlo con una lingua che è sentenne, cioè capisci, lo può trasingare, ma se la parlo con la lingua soia, lo può pigliare cuore. Questa è la versione che ho fatto Massimiliano Verde a lingua napolitana di questa grande frase di Nelson Mandela. Io e i compagni miei, Vincenzo Pozzolano.
Sing a song for Nelson Mandela. Was 25 years of day. Now the freedom moves on closer every day. Wipe the tears down from yourself and I. They say Mandela's free, so step aside. Take that man away. Hid behind four walls all through night and day. Now the children know the story of the night, and we know what's going on right through your life. Buonasera a tutti voi. Lascio questo mio breve intervento nell'incertezza di poter essere presente all'evento. Ho voluto chiudere questo breve video con la citazione di Luis Sepulveda per ribadire quello che tutti vedono e sanno, cioè che la colonizzazione di un popolo e del suo territorio porta solo alla sua estinzione culturale e morale. Sappiate che anche il popolo che oggi vi ospita, e parlo del popolo meridionale o meridionale d'Italia, è un popolo colonizzato. Come tutti i popoli colonizzati, prima vengono privati della propria identità, cultura e storia e con esso della propria lingua. E a tal proposito ringrazio il professor Verde per l'impegno profuso per il mantenimento della lingua napoletana. Parliamo di lingua e non dialetto. Ogni popolo ha un suo Nelson Mandela, ogni popolo ha un gruppo di resistenza che combatte contro l'ignoranza delle proprie genti e che, guarda caso, proprio quelle genti sono i primi oppositori non solo alla libertà, ma ancor peggio alla verità. Prima di concedarmi da voi, augurandovi un buon proseguimento di serata, voglio solo rafforzare alcune delle citazioni dicendovi questo. Un popolo che è costretto a emigrare perde le sue radici e con esso la sua lingua e tradizione, causando altrettanto lo stesso danno alle popolazioni che li ospitano. E a tal proposito voglio paragonare ognuno di noi ad un granello di sabbia che il vento dell'ingiustizia o il vento della colonizzazione, come la vogliamo chiamare, sposta su altre spiagge. Quel granello, insieme a tanti altri simili, col tempo modificheranno la spiaggia che li ospita, creando un nuovo ambiente. Ma la domanda che io mi pongo e pongo a tutti quanti voi: c'è volontà da parte nostra di creare questo nuovo ambiente? Oppure è solo la volontà altrui
a distruggere le due spiagge per modellarle poi a suo piacimento? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre tutti. Lanciando anche questo appello: preserviamo la nostra cultura, la nostra identità, la nostra lingua, nel rispetto di chi ospitiamo e nel rispetto di chi ci ospita. Insieme si può combattere il vento dell'ingiustizia che ci trascina a piacimento su altre spiagge. Come ha detto Nelson Mandela, sappiamo cosa c'è da fare, manca la volontà di farlo. Saluto tutti con la speranza di essere qui tra di voi. Buona serata. The rising takes us Mandela on his way. Held behind four walls all through night and day. From the one inside to the one inside.